Italiani brava gente, una frase che è entrata nel vocabolario di tutti e guardando come si comportano i ciclisti che attraversano il Ponte Vecchio verrebbe proprio da dire Veneti brava gente. La folla che su due ruote attraversa il monumento palladiano deve osservare regole ben precise per salvaguardarne la struttura, in primis rispettando il divieto di transitare sull'impalcato in sella alle bici o al monopattino. Un comportamento che con qualche eccezione sembra essere diventato una buona consuetudine. Per merito di chi? Di certo non della necessaria e inspiegabilmente assente segnaletica. Mancano infatti ad entrambi gli accessi del ponte i cartelli di divieto che indichino ai ciclisti di scendere dalla bici e percorrere a piedi il tratto. Insomma, ancora una volta quando c'è di mezzo la giunta di Elena Pavan manca comunicazione. In questo caso, visto che ci sono di mezzo anche numerose contravvenzioni fatte dalla polizia locale ai trasgressori, viene da chiedersi come, ad esempio, un turista possa venire sanzionato per una violazione che non è nemmeno indicata. Ma non è tutto, perché l'area è videosorvegliata e qualche multa è pronta per essere recapitata agli ignari trasgressori. E intanto c'è ancora chi continua a sfrecciare senza riguardo, approfittando della nuova pavimentazione e usando magari le balaustre lignee come portabici. Comportamenti non più tollerabili, basterebbe dirlo, anzi, basterebbe segnalarlo.